Alla libreria La Bassanese di Bassano del Grappa si è svolto un nuovo appuntamento della rassegna La per il libro, dedicato questa volta a Pamela Cesario Greggio e al suo libro 2F. Siamo tutti forti e fragili allo stesso tempo, che la nostra fragilità deriva dalla nostra forza, perché è da lì che nasce la nostra luce soprattutto. E le difficoltà della vita in generale, secondo te, per quanto brutte siano, possono essere sempre motivo di spinta, motivo di qualcosa di positivo? Sì, perché sennò non sarei qui, oggi qui con voi, perché parte tutto dalla nostra mente, anche decidere determinate cose della nostra vita, perché se non controlli la mente, sta a lei controllare te. E quindi nel mio primo capitolo del libro c'è la prima parte che ho scritto, che è stato proprio quella: a volte basta una notte per poter reagire all'indomani, e per me è bastata una notte per dire oggi ricomincio, parto da me stessa, inizio ad amarmi. E questo deve essere anche per il lettore e la lettrice che leggono questo libro, perché è da lì che nasce soprattutto la nostra luce e anche la nostra forza. Un incontro toccante moderato dalla giornalista e formatrice Angelica Montagna. Fin prima, quando guardavo il mio corpo, vedevo un muro, ora vedo un tempio, perché ho perso sì chili, ma ho perso il giudizio, la paura, la vergogna di non essere abbastanza. E a volte non è proprio così, perché in primis non mi amavo, non mi piacevo, e ho imparato prima ad amare me stessa per poi amare le altre persone. Per questo mio libro è la mia rinascita, ma sono sicurissima che è la rinascita di tantissime altre persone che si rivedranno nella mia storia. Quindi consigli questo libro non solo come semplice lettura, ma proprio come un manuale di vita. Un manuale di vita dove potete anche trovare gli esercizi, un esercizio che mi piace molto e dedico anche a voi: la mattina quando vi svegliate, la prima cosa che faccio è che la prima cosa che dovete fare anche voi è ringraziare che state bene, che avete una tavola a cui mangiare, avete del cibo, avete la vostra famiglia che sta bene, o anche se è l'incontrario, l'importante è crederci e avere la forza ogni giorno di rialzarsi più carichi di prima. Non è facile, come per me non è stato facile arrivare fino a qui, però ora sono una donna che si ama e soprattutto non chiede più scusa per essere stata me stessa.